Siamo qui con Roberto Nicastro, il presidente di Banca Idexa. Grazie Presidente per essere qui. Le vorremmo chiedere quali possono essere le prospettive nel mercato del credito e in particolare i rapporti tra consorzi fidi e fintech. Grazie dell'invito a Fedart. I prossimi 12 mesi si preannunciano come un periodo nel quale vediamo meno liquidità a disposizione dell'economia reale e quindi un bisogno speciale delle imprese piccole, delle microimprese, di avere vicini partner che vogliano bene a loro. In questa prospettiva i consorzi fidi sono storicamente un partner molto attento alle micro e alle piccole imprese e secondo noi dall'alleanza tra fintech e consorzi fidi può venire fuori una combinazione molto positiva per le microimprese, proprio perché da una parte si mette insieme velocità di risposta, che è ciò che il piccolo imprenditore ha bisogno, dall'altra parte conoscenza del territorio, che è fondamentale per le valutazioni creditizie e proprio per dare ai piccoli imprenditori delle risposte valide in un momento che appunto si preannuncia complesso.